ritorna a Jesolo sempre con piacere. Qui la sua carriera è iniziata, qui il suo volto è diventato conosciuto in tutto il paese. Seconda a Miss Italia nella finalissima sul litorale. A Jesolo per fare la madrina d'eccezione per la fiera di abiti da sposa Jesolo Dimmi di sì. Quasi un anno da quei giorni magici di Miss Italia. Per me è sempre un piacere tornare a Jesolo, proprio perché qui ho vissuto l'esperienza di Miss Italia e perché per me Jesolo insomma è mare, quindi sono felice sempre di tornare. Un anno passato a lavorare per moda e bellezza, con uno sguardo al futuro. Adesso sto valutando appunto questo, se continuare nel campo della moda o piuttosto della televisione. È una cosa che sto cercando di capire, quindi col tempo magari deciderò. Una ragazza semplice a cui piace uscire con gli amici e che non disdegna di dare una mano in casa. Una ragazza però proiettata nel futuro che siamo sicuri non la deluderà.